Va ora in onda Potere al Popolo. Finito di suonare il piano. Plim plom plam plom plim. Ma rieccoci qua, signori! 7 minuti dopo le 11. Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Tra pochissimo arriva Pia Tuccitto con la nuovissima canzone che poi è anche un salto indietro nel tempo, dopo vi racconto. Però, allora, stiamo scoprendo dove andare a fare benzina, o meglio gasolio, dove è ancora conveniente un parolone, diciamo, dov'è sotto i 2 euro, tra poco ve lo dico. Intanto il sito di Repubblica, nuovo attacco dell'Iran agli Emirati, la Turchia dispiega i Patriot, oltre 1300 le vittime. E poi la frase di Trump, signori, è una frase potente, lo dicevamo questa mattina in rassegna stampa, la guerra sta per finire. Queste parole fanno rimbalzare le borse, Milano schizza in apertura più 2,5% e il petrolio scende. Il petrolio scende! Ok, bisogna dirlo bene perché non capiscono gli amici, non i benzinai, non sono i gestori, non servono a nulla. Loro sono lì soltanto a farvi il pieno. Meglio non usare questo sistema, fare il self-service, certamente. E in qualche gestore è apparso anche il cartello dicendo non siamo responsabili noi degli aumenti, perché c'era qualcuno che andava a fare il pieno decisamente incacchiato. Allora, ve lo dico subito dove conviene andare a fare il pieno di gasolio, la benzina è ancora sotto i 2 euro, ma trovare un benzinaio sotto i 2 euro è praticamente impossibile che ti faccia il pieno di gasolio. Tra poco vi dico dove, grazie a voi che ci state inviando un fracco di WhatsApp al 340 6709 659 fotografando la pompa a pompa di benzina e dicendomi dove si trova, la pubblicizziamo e se ci passate naturalmente vi dovete fermare a fare il pieno salutandomi il gestore. Subito però il Qui Parlamento ci colleghiamo con Eugenio Zofili. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Ci spiace che i colleghi del Movimento 5 Stelle si pongano in questo modo rispetto a quest'Aula e non mancano di educazione e di rispetto nei confronti del governo, nei confronti dei colleghi parlamentari. Presidente, dato che non li richiama lei e non mi sta neanche ascoltando, Presidente, mi perdoni Presidente, stavo dicendo che i colleghi del Movimento 5 Stelle, ponendosi in questo modo, a noi spiace che si pongano in questo modo rispetto all'Aula e non mancano solo di rispetto al governo, ai colleghi parlamentari, ma tutto il nostro Paese, all'Italia e agli italiani. E se non li ha richiamati lei, lo faccio in modo educato e pacato attraverso questo intervento dove si è sentito parlare di disprezzo nei nostri confronti ed è molto grave, signor Presidente. Dicevamo, ora torniamo alle comunicazioni del governo e dei nostri ministri. Presidente, colleghi, membri del governo, la situazione che si è determinata in Medio Oriente per noi è certamente motivo di grande preoccupazione che abbiamo espresso anche in discussione generale col collega Vigna in aula. Condividiamo quindi la sobrietà delle valutazioni che abbiamo ascoltato dal ministro Tajani e dal ministro Crosetto qui oggi nell'aula di Montecitorio. Il gruppo della Lega Salvini Premier conferma il sostegno all'azione di governo anche rispetto a questa nuova crisi. Condanniamo fermamente il regime islamico iraniano, condanniamo gli omicidi, gli assassini, le torture, le repressioni, le violenze nei confronti di un popolo che ha bisogno di libertà. Ringraziamo
Presidente degli Stati Uniti d'America, e ringraziamo Israele. Chi li critica non ha capito o non vuole capire che ci stanno difendendo e proteggendo da minacce serie per la democrazia e per la nostra incolumità. Stanno difendendo anche i valori dell'Occidente, a cui noi della Lega non vogliamo assolutamente rinunciare. Stanno salvando le nostre vite dalla minaccia dei missili e di una forza nucleare nelle mani di terroristi tagliagole. Preghiamo, Presidente, e lavoriamo per la pace, per la diplomazia, per una stabilità che possa metterci al riparo dalle ripercussioni anche economiche che una guerra genera. Un pensiero d'affetto ai 100.000 italiani, connazionali bloccati o che comunque si trovano nelle aree colpite. In queste ore ne abbiamo sentiti tanti. Io voglio ringraziare personalmente, per tramite del Ministro, l'unità di crisi della Farnesina e anche chi sta lavorando sul campo con grande professionalità. H24. E a loro e anche ai nostri militari impegnati nelle missioni di pace in Medio Oriente va l'abbraccio del nostro gruppo parlamentare. Nessuno resta indietro e continueremo ad aiutare i nostri connazionali a tornare a casa, a tornare in Italia uno ad uno. Sul fronte interno, Ministri, le raccomandiamo la massima attenzione. La sicurezza di ognuno di noi, di ogni cittadino italiano a fronte di questo conflitto deve essere salvaguardata con ancor maggior scrupolo. La sicurezza interna del nostro Paese deve essere potenziata contro ogni minaccia terroristica. Abbiamo ricevuto rassicurazioni che vanno in questa direzione. La preparazione e una sempre maggiore presenza dei nostri uomini, delle forze dell'ordine sul territorio italiano sono fondamentali, così come è indispensabile per noi della Lega aumentare il numero dei soldati in patria, i numeri di soldati dell'esercito italiano nelle nostre strade, nelle stazioni, nei punti sensibili. L'operazione Strade Sicure, lo ribadiamo, è una buona pratica made in Italy, è un fiore all'occhiello apprezzato e voluto dai cittadini italiani che dobbiamo rafforzare. 6.800 militari impiegati non bastano più, ne abbiamo bisogno di altri. Nella risoluzione di maggioranza la Lega ha voluto sottolineare questa necessità di tenere alta la guardia all'interno del nostro Paese per la sicurezza dei cittadini italiani, e di questo ne siamo soddisfatti, come siamo soddisfatti del fatto che sia stato chiarito che le basi in Italia saranno usate solo per funzioni logistiche e non per atti di guerra. Presidente, colleghi, il gruppo della Lega voterà a favore della risoluzione di maggioranza nella speranza che l'apporto del nostro Paese, ciò che stiamo facendo noi oggi in quest'Aula, è quello che il Governo ha fatto e sta facendo anche nelle sedi internazionali, possa contribuire al rapido raggiungimento della pace. Grazie Presidente. Grazie onorevole Zoffili. Qui Parlamento. Ciao, ciao amore, come va? Mentre qui batte il sole, ho perso la mia ombra dentro un sax. Sono lì come ieri, non ci sto con la testa, ci sto col cuore. Ciao, ciao amore, come va? Ti appendo dentro e ti amo, mi riposo su un fiore qua e là. Che importa se vesto male, l'importante di colpo sei solo tu. Sono al bar come ieri, l'importante ti ho detto sei solo tu. Sono innamorata pure no, devo dirtelo,
caro. Vorrei solo sentirlo un momento. Non lo so, sinceramente non lo so, non ci voglio pensare, anzi mi lascio andare. Tesoro, ciao, ciao amore, come va? La gente va di fretta, fumo una sigaretta se mi va. Dico se questo è amore, io non riesco, giuro, a lasciarti più. Sono al bar come ieri, l'importante ti ho detto, sei solo tu. Sono innamorata oppure no, devo dirtelo caro, vorrei solo sentirlo un momento. Non lo so, sinceramente non lo so, non ci voglio pensare, anzi mi lascio andare. Ai, tesoro. Ma sono innamorata oppure no? Vorrei solo sentirlo un momento. Sinceramente non lo so, non ci voglio pensare, anzi mi lascio andare. Tesoro. Beh, è una canzone che fa bene di questi tempi, con tutte le notizie un po' particolari che stiamo trasmettendo. Dire ciao amore è ancora splendido. E chi lo dice? Oggi come ieri a dirci queste dolci frasi è Pia Tuccitto. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Sono tanto felice di stare con te. Lo sai, un piacere reciproco, e anche dei nostri ascoltatori che mese dopo mese ti scoprono, chi ancora non ti conosceva dai tempi addietro. Anzi, sai cosa facciamo, Francesco? Mentre parliamo, trasmettiamo questo video da YouTube, perché questa canzone di Pia Tuccitto, Ciao amore, uno dice, ma è nuova, è nuovissima, eccetera. No, non è una canzone nuova, ovvero ha una veste nuova, ma ha una storia lunga. Diciamo che è un regalo molto originale che ti sei fatta per il tuo compleanno. È vero, Pia? Sì, è proprio così, perché questa canzone l'ho scritta insieme a Luca Longhini e Giampaolo Blancato, è uscita nel 2001 per l'etichetta di Vasco Rossi Bollicine e per la EMI Music. Urca. Fu distribuita solo a livello radiofonico, non l'ho mai capita questa cosa nel 2001. E io, siccome è stata la mia prima canzone, l'ho presa, arrangiata da me, prodotta da me, l'ho presa e l'ho rimessa in veste nuova, con una veste molto rock soul. Infatti ho voluto solo chitarra, questa armonica suonata da Vic Johnson, che è un'armonica proprio stile un po' americano, ok? Bello. E questo gli ho dato questa veste più matura, più profonda, perché l'altra era proprio rocchettara, a livelli proprio tanto rocchettara, insomma, era molto schitarrosa. Invece questa viene enfatizzato molto il senso delle parole. Infatti il chitarrista che è Dario Comuzzi è un chitarrista italo-americano, e gli ho voluto proprio
dare un sapore un po' internazionale, ecco, perché a me piace poi fondermi con altri musicisti e avere delle sonorità non sempre identiche, quindi questa farà parte di questo doppio album e sono molto contenta. Ecco, di tutti i brani io non ho fatto il video ufficiale perché sono tanti, un doppio album ha tanti brani, quindi questo è un video lyric, però l'ufficiale è quello del 2001 che potete vedere sempre sul mio canale YouTube e sul mio sito piatuccito.net poi trovate tutto. Insomma, io sono una che gli piace molto comunque anche divertirmi a cambiare le cose oppure a scrivere le canzoni alla rovescia. È quello che per quello ci piaci, Piatuccito, perché comunque senti, tu ti sei fatta quanto? Più di 10 anni con Vasco Rossi No, in 15. tournée, in giro per l'Italia e per il mondo a suonare con Vasco Rossi, e poi hai scelto di essere autonoma, hai scelto di andartene da sola. La mia libertà l'ho scelta nel 2009 e credevo, cioè io guarda, ho fatto l'ultima esibizione da supporter nei suoi concerti a Torino, nel palco ho visto una botola aperta, io mi ci sono buttata, infatti ho battuto anche una testata, un tasto di ferro, però volevo sparire perché ho detto questa è l'ultima data che farò perché da lì in avanti io volevo essere Pia Tuccito e non Pia di Vasco, capito? Io sono una persona molto coraggiosa e indipendente, avevo 45 anni. Quindi e tutti mi hanno dato un po' per pazza di questa decisione di abbandonare un pilastro della musica italiana. Invece io mi sento molto più personale, insomma, poi ognuno deve fare la sua vita, no? E deve sempre, come ti posso dire, io sono una donna molto guerriera, ma guerriera nel senso buono, mi piace essere indipendente, ma non legata sempre a etichette indipendenti, ma a distributori che comunque divulgano la mia musica ovunque, non c'è bisogno più delle case discografiche perché ormai abbiamo visto che è un marketing, ti scaricano. Io guarda, per tanti anni sono stata scaricata, cioè quelli che ti prendono dei grossi personaggi, loro si scaricano le tasse con te, non hanno quella funzione di credere tanto di quello che sei. Io invece sono per me unica e quindi io voglio comunque mettermi in gioco perché la vita è un gioco comunque anche. Una vita è una cosa di passaggio e devi fare quello che ti piace, perché se in questa vita fai quello che non ti piace, che vita è? È vero, e questa è un po' una lezione, un incoraggiamento per tutti voi che ci state ascoltando, che magari fate un lavoro che insomma non riuscite proprio a sopportarlo. Ogni tanto prendere una decisione e dire cambio, mollo quel lavoro tra virgolette sicuro, perché poi nulla è sicuro nella vita, e faccio qualcosa che mi piaccia veramente. Pia Tuccito ha fatto questa cosa, ha mollato i grandi palasport, lo stadio immenso, ma forse la domanda più particolare che uno ti possa fare, Pia, qual è stata la differenza di vibrazioni, suonare in un grande stadio, in un grande palasport con Vasco Rossi e suonare invece in uno dei tanti locali? Hai fatto un live a Roma qualche giorno fa, sei stata a contatto quasi fisico però con la gente, perché in questi locali hai davvero contatto, li vedi in faccia, li puoi toccare, loro ti toccano, senti il loro odore, loro sentono il tuo. Forse è più vera la cosa quando hai un pubblico intorno a te, lo puoi abbracciare fisicamente. Assolutamente sì, perché comunque sia l'esperienza che ho fatto di tantissimi anni, ormai dal 93 a oggi, ho varcato, poi ho fatto i palchi dell'Heineken Jamming Festival, ne ho fatti 3, credo di essere stata l'unica donna che ha fatto 3 Heineken, però quello che ti voglio dire è cantare, anche con un solo strumento, come in questo caso ho fatto solo chitarra e poi ci ho aggiunto l'armonica, in un posto più intimo, in questo momento della mia vita. Devo dire che è quello che mi piace di più perché io ormai sono diventata molto sensibile, sento proprio la vibrazione delle persone, io le vedo emozionate. L'altro giorno, domenica, ho suonato anche con Federica Lisi, che abbiamo fatto anche uno spettacolo, abbiamo gironzolato abbastanza in questi giorni, ma la gente gli scendeva le lacrime e questo è vincente, perché vuol dire che la musica
emoziona davvero, è bello vederlo. Quando sei in uno stadio che vedi tanta gente è come se non vedessi nessuno. Io, infatti, quando cantavo anche da supporter, scendevo giù, mi sono sempre abbracciata a quelli in transenna, perché con cui ho tuttora un bellissimo rapporto dopo tantissimi anni, perché se no non c'è il contatto umano. Sì, senti questo Bolgia così, però devi vedere la faccia. Io poi per me è indifferente, cioè non è indifferente, però io canto soprattutto per me, e quindi cado in una specie di trance, e dopo apro gli occhi, delle volte vedo tanta gente oppure poca gente, ma quello che provo io in quel momento è riuscire a trasmettere l'emozione e far rivivere quello che ho scritto nell'altra persona, perché poi le canzoni sono molto semplici, le mie, quindi uno si può fare anche un viaggio perché sono fotografiche. Questo Forte, ti volevo dire. forte. Io amo in questo momento la situazione molto più intima. Certo, lo stavo per Perché dire, lo stavo per società dire. ora ti sta allontanando e quindi è tutta finta. Quindi fare delle cose così è bello, abbracciare le persone. Scusami, in questo momento io sto per abbracciare, da si baci, abbracci. Sono una persona molto sociale. Poi. Pia, ne abbiamo bisogno, perché siamo qui soltanto a parlare di guerra, ogni settimana ne scoppia una, guerra, morti. Basta. È ridicolo pensare che, ti dicevo, la vita è importante, ma tanto comunque sia te ne vai, no? Perché devi far soffrire delle persone inutilmente, credo. Invece la crescita, stare bene, comunicare, uscire, andare a bersi una birrettina, come si faceva ai nostri tempi, è bello comunicare. Ragazzi, bisogna cambiare, e siamo solo noi, perché noi siamo piccoli ma siamo tanti, quindi possiamo fare anche una rivolta mentale, dico, è proprio un cambiamento. Vero, e serviamo anche a questo, a proporre il cambiamento attraverso la musica, attraverso gli artisti indipendenti che ogni mezz'ora Sammy Varin vi propone, in questo caso Pia Tuccitto con la bella nuova versione di Ciao Amore, ma soprattutto avete sentito, l'invito è proprio quello di andarla a vedere dal vivo. Nell'ultimo minuto, ricordaci cosa hai fatto l'altro giorno. Sei stata al Castello di Poppi, Arezzo, hai partecipato a un laboratorio dedicato alle donne e ti è arrivato anche un premio, se non sbaglio. Mi è arrivato un premio per la carriera, per essermi distinta nella provincia di Arezzo, dove sono nata. È stato bello perché a Poppi poi è un paesino molto carino, medievale, e questo castello è una chicca. E questa persona, Sara, insomma, e tutta l'amministrazione comunale ha voluto riconoscermi quello che ho fatto, ma io, guarda, sono una molto imbarazzata in queste cose, nel senso che nella vita dovremmo essere premiati tutti per quello che facciamo, no? Io sono una persona molto, sono stata molto costante e molto testarda, fra virgolette, ma non è testarda, è una che ha creduto molto nelle sue potenzialità. E a me piace così tanto la musica che la credo l'arma più potente di qualsiasi bomba atomica nel mondo. Mi dispiace, ma la musica rimette in frequenza tutti, e quindi credo in questa cosa, e quindi è stato molto emozionante ricevere questa cosa dopo che uno ci nasce in questi posti, sono andata a scuola, eccetera. Quindi ringrazio, ma non è che non me lo merito, lo dovremmo meritare tutti, infatti gliel'ho detto al microfono. Senti, sto prendendo appunti, perché questa frase mi piace: la musica mette in frequenza tutti. Questa è bellissima, me la sono segnata. Sai cosa, te lo dico, le campane nelle chiese, che poi erano i campanili, erano staccati dalle chiese, mettevano in frequenza l'uomo. Poi cosa hanno fatto? Ultimamente le hanno proprio tolte, ma la funzione delle campane, della frequenza 432, sono tutte legate a qualcosa di ristabilizzare l'equilibrio. Quindi dovremmo ritornare a equilibrarci come facevano i canti gregoriani, i monaci. Guarda che non sono stupidaggini questo che ti dico, perché ho fatto degli studi, delle letture molto profonde. La musica è più potente di quanto pensate, fidatevi di me. Quindi non lamentatevi quando sentite le campane, che sono sempre meglio del muezzin. Tacciamo di infinite cose, ringraziamo Pia Tuccitto per questa chiacchierata
assolutamente le porte aperte per te quando passi da Milano. Bussa. Grazie. Che ci beviamo un caffè insieme. Assolutamente, poi mi risentirai a metà di maggio che uscirà un'altra chicca. E vai. Ti ringrazio Sammy, salutatemi tutti. Ti salutano. Di redazione e tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ti Viva la salutano libertà, tutti. sempre. Bacini. Ciao, ciao, Grazie, ciao. Sammy, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. into my eyes. Tell me what you see. Do you see some possibilities? Try and get away tonight. You can be with me. It's a golden opportunity. And when the sun goes down, the fantasies will run. When midnight rolls around, I'll really come alive. At midnight, oh, I'll really come alive. So my fantasies run wild. I got so much energy, yeah, deep inside of me, yeah. Come a little closer, girl, look into my mind. You would be surprised at what you'd find. There's a rolling light inside of me, waiting for the night. Comes out only when the time is right. And when the sun goes down, the fantasies run wild. When midnight rolls around, I'll let that come alive. At midnight, oh,
Mamma mia, tutta da ballare questa mattina, ragazzi miei. Beh, questa è storica, eh. Ve li ricordate? T-Connection è At Midnight in versione remix con Joe T. Vanelli, un inno alla dance floor in nuove versioni classic, dubby e percussion mix. E il successo storico è appunto quello dei T-Connection, targato 1978. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. A proposito di Vanelli, di Joe T. Vanelli, domani avremo ospite nei nostri studi l'artista Calypso, giovane artista prodotta proprio da Vanelli, che ci farà ascoltare anche un altro gruppo sotto la protezione musicale di Vanelli. Complimenti, so che ci segui ogni tanto, grazie, così come ringrazio tutti voi signori, e che cavolo, che cosa non ho scatenato questa mattina con i vostri messaggi al 3406709659. D'altronde la nostra rassegna stampa serve per questo, smuoviamo un po' le acque, facciamo arrabbiare, facciamo pensare e cerco anche di ipnotizzarvi. E a proposito vi faccio sentire cos'è successo a Christian da Bergamo. Tira sul cursore e senti un po' l'effetto della rassegna stampa a questo ascoltatore. Christian Sansonetti sul quotidiano L'Unità, tanto lo vedete tutte le sere su Rete 4, pronto il regolamento per espulsioni e deportazioni. Dimmelo ancora, Sansonetti. Espulsioni e deportazioni, ripetetelo con me, dai, fatemi un WhatsApp audio tutti insieme. Espulsioni e deportazioni. Mamma mia, quanto siamo xenofobi. Grande, numero uno. Soltanto Sammy Varin, alla fine della rassegna stampa. Numero uno sei. Xenofobi, grande.
Cosa posso dirvi? Un pochino mi vergogno come rovinare gli ascoltatori. Magari, che so, un direttore di banca, serissimo, impassibile, che ascolta Sammy Varini in rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30. Grazie ragazzi, facciamo squadra, cerchiamo anche di sorridere ogni tanto, anche se è durissima e lo sapete. WhatsApp, appuntamenti da non scordare targati Lega, ma soprattutto grazie a tutti voi che mi avete segnalato i benzinai, dove fare benzina. Eccolo qua Lorenzo, mostriamo la foto, VAR del che. Buongiorno, ascoltando la radio colgo l'occasione per segnalare questo prezzo del gasolio 1,947 alla pompa Europam di passaggio fuori dal casello di Santia, direzione Vercelli. Lorenzo, grazie per i complimenti per la rassegna stampa, sei l'unico che me li fa, ma soprattutto ragazzi, tutti quanti a Santia a fare il pieno 1,947, cioè questi sono rimasti proprio indietro nel tempo. E sei un grande, voglio la canzoncina, grazie di esistere, ma grazie a voi, scrivendo WhatsApp al 340 67 09 659 vi invio direttamente sul cellulare la canzone per il sì al referendum. E non è quella di Salda Vinci, ve lo giuro, assolutamente, assolutamente. A proposito di clima, queste centinaia di migliaia di esplosioni ad altissimo potenziale sviluppano masse di aria infuocata che si ripercuote nell'atmosfera, creando correnti ascensionali che in qualche modo partecipano a sconvolgere il clima, per non parlare delle polveri che poi ricadono a terra. Nessuno parla di questo disastro. Battista, grazie, che ci mancava questa, ci mancava. Bravo Sammy che ce la metti tutta per la battaglia sul referendum, ma siamo circondati da ignoranza politica. Combattiamo anche per loro, vero Maurizio? Anche perché sono molto felici questi se votano sì, ma non lo possono fare perché fanno parte di quella combutta che, se una cosa la propone il centrodestra, assolutamente non va bene, quindi con la bava alla bocca andranno a votare no il 22-23 di marzo, e ormai manca poco. In Basilicata c'è il più grande giacimento di petrolio di terra d'Europa, non si è mai saputo quanti barili si estraggono al giorno. Il petrolio viene raffinato a Taranto dall'Eni. Che fine fa? Punto di domanda. Ci fate una fotografia di un benzinaio della Basilicata? Siamo a Roma, Viale Tobagi, saluti da Berengario in Subrico. Non leggo, sì che leggo, 2079 il gasolio, quindi va malissimo cari romani, se va un po' meglio nella vostra zona fatemi un whatsappino 340 6709 659, d'altronde sta diminuendo su scala mondiale il petrolio in queste ore, quindi come minimo, come hanno fatto così veloce ad aumentare, adesso possono anche diminuire. Anche al distributore vicino a Esselunga di Curno, se non sbaglio il gasolio 1,96, benzina 1,70. Signori, ma va meglio, posso già dirvelo, a Pastrengo in provincia di Verona, a Carugate nell'Interland di Milano e a Domodossola Verbania siamo ampiamente ancora sotto i 2 euro. Quindi ragazzi, sono rimasti indietro nel tempo, ma ve lo dico, è una cosa fa quasi scendere la lacrima. Se vedete il benzinaio che ha il gasolio sotto i 2 euro, anche se non dovete fare il pieno, fermatevi un attimo, dite una preghiera, abbracciate il gestore che non c'entra assolutamente niente, ricordiamolo, ma promettetegli devozione per il futuro, cioè gli dite: guarda, ho il pieno, purtroppo posso fare 5 euro se vuoi, ma ti prometto che tutti i prossimi pieni verrò a farli da te, perché questo è bello, quello non ti vuole fregare, ripeto, non è il gestore ma è il marchio, quel marchio
non ti vuole fregare in questi giorni di incacchiatura. Intanto vediamo cosa decide tra oggi e domani il governo. È la famosa accisa mobile, tipo Goldrake, lame spaziali, la Barde, quelle cose lì. Qualcosa di buono arriva, state tranquilli. Intanto, certo, referendum sulla giustizia, le ragioni del sì, in attesa, chiaramente noi speriamo di no, che dopodomani al Franco Parenti sia lanciata la canzone per il sì, quella di Sal Da Vinci, per sempre sì, quella roba lì che secondo me vince il no se la Meloni abbraccia quel pezzo. Sto scherzando naturalmente. Le ragioni del sì vengono trasmesse venerdì 13 marzo, questo venerdì alle 20:45 a Romano di Lombardia, Sala della Rocca. Ne parleremo con il sindaco di Telgate e segretario provinciale della Lega Bergamo, grandissimo Fabrizio Sala, me lo salutate, la deputata della Lega Rebecca Frassini, c'è Claudia Terzi, assessore regionale alle infrastrutture qui in Lombardia, Francesco Micheli, sindaco di Villongo e consigliere provinciale, e l'avvocato Stefano Rovetta, avvocato del Foro di Bergamo. Se siete in zona, questo venerdì 13 marzo, ore 20:45, Sala della Rocca, Romano di Lombardia. Appuntamenti da non scordare targati Lega, quelli televisivi li trovate soprattutto sul sito legaonline.it, ma anche cercando su Facebook Lega Salvini Premier. Adesso vi sto trasmettendo tutti i gazebo, tutti gli appuntamenti che ci sono in Lombardia per avere maggiori informazioni sul referendum che potrete votare il 22 e 23 marzo. Mi raccomando, alzate il culo, perché lo dicono tutti i sondaggi, se ci sarà poca affluenza vincerà il no. E sarebbe veramente una presa in giro, ragazzi miei, perché una volta tanto che si può fare qualcosa per cambiare questa giustizia, sapete bene a cosa mi riferisco, ci facciamo fregare in questo modo? Direi di no. Sempre venerdì 13 marzo, questa volta ad Alessandria, Teatro Ambra, Viale Brigata Ravenna 8, arrivano Riccardo Molinari, Lino Pettazzi, Mauro Anetrini e Vittorio Gatti. Anche qui si parla del io voto sì, la riforma della giustizia, questo venerdì ore 21 al Teatro Ambra di Alessandria. Altri appuntamenti da non scordare targati Lega sul sito legaonline.it, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e in giro per l'Italia come non mai, veramente. Devo fare i ringraziamenti e i complimenti ai tantissimi militanti ma anche simpatizzanti della Lega che stanno facendo gazebo quasi ogni giorno nei vostri paesi, nelle vostre città, e l'invito del Semivarine è quello proprio di avvicinarvi a questi gazebo, anche per fare quattro chiacchiere sul vostro paese, sulla vostra città, soprattutto se siete a Milano, magari sul futuro di Milano, e intanto ci si conosce, e intanto magari si decide, oh dai, vieni ogni tanto in sezione, ci troviamo quelle sera alla settimana per parlare di territorio, proprio quello che fa nella trasmissione il mercoledì alle ore 16 il nostro Marco Grimoldi, ricordate, è Lega e dintorni, ogni mercoledì alle 16 qui su Radio Libertà, sempre con ospiti molto territoriali. Torniamo al sì, riforma alla giustizia, sabato 14 marzo alle 17 qui a Milano, in via Gasparotto 8, c'è il Best Western Madison Hotel e c'è della bella gente. Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega di Milano e consigliere comunale, così come consigliera comunale Silvia Sardone, che è pure vice segretario federale della Lega ed europarlamentare, l'avvocato Simone Di Gennaro, ma questo sabato 14 marzo alle 17 al Best Western Madison Hotel di via Gasparotto 8 Milano arriva anche
Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, con l'avvocato Lumia, presidente dell'Ordine Avvocati di Milano, la professoressa D'Amico, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, Igor Iezzi, deputato della Lega, e Laura Ravetto, anch'essa deputata della Lega. Se siete in zona a Milano, questo sabato 14 marzo, ore 17, al Best Western Madison Hotel, si parla naturalmente di referendum. Siamo a martedì 17 marzo presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio, in quel di Napoli. Anche qua, se siete in zona, sì alla separazione delle carriere, per il giusto processo, riflessioni di magistrati, avvocati e accademici. Martedì prossimo 17 marzo, ore 16, all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Giovedì 12 marzo siamo a Collegno, in provincia di Torino, al Ma Academy ASD, via Torino 166, ore 21. Intervengono l'avvocato Federico Caporale, l'avvocato Fabrizio Borasio, l'onorevole Elena Maccanti, segretario provinciale della Lega Torino, il questore della Camera dei Deputati della Lega, onorevole Alessandro Benvenuto, Fabrizio Ricca, presidente della Lega Regione Piemonte, Bruno Benuzzi, consigliere comunale della Lega a Collegno, moderato da Giovanni Parisi, segretario della Lega di Collegno, che saluto caramente. L'appuntamento per questo giovedì 12 marzo al Ma Academy di Collegno, Torino, a partire dalle ore 21. Come vedete, ragazzi, gli appuntamenti sul referendum proprio non mancano, non avete scuse. L'unica scusa che veramente avete è: ma io non ho ancora ricevuto la canzoncina per il sì al referendum. E allora, mi raccomando, magari non siete capaci, non usate WhatsApp, c'è la privacy, ci sono quelli ancora gomblottisti che non usano WhatsApp, tanto di cappello assolutamente, noi lo usiamo per lavorare e purtroppo non ne possiamo fare a meno. Fatemi inviare un WhatsApp da vostro figlio, da vostro nipote, a lui della privacy se ne fotte. Scrivete al 340 6709 659 un messaggio con scritto "la voglio", e anche questo pomeriggio, anche questa sera, abbiamo Natalia, gentilissima regista, che vi invierà la canzoncina per il sì al referendum. Non c'entra niente con referendum, ma c'entra con il ricordo del grandissimo Roberto Maroni. Bobo and Friends. Un appuntamento per chi è di Varese veramente da non perdere. Domenica 15 marzo, questa domenica alle 4 del pomeriggio al Teatro Santuccio in via Sacco 10 a Varese, nel giorno del compleanno di Roberto Maroni, una festa di ricordi, canzoni, video inediti con gli amici di sempre, e tra questi ci saranno anche i suoi colleghi musicali del Distretto 51, oltre a Marco Dalfior, Graziano Uliani, il professor Stefano Bruno Galli, l'onorevole Daniele Marantelli, Aurora Lussana, la ricordate, storica direttrice di Telepadania, del quotidiano La Padania, e Bruno Brunone. Se siete in zona a Varese, questa domenica 15 marzo alle 4 del pomeriggio al Teatro Santuccio di via Sacco 10 a Varese, Bobo and Friends. Bellissima idea per mollare tutto per un attimo e pensare alla Lega degli Albori, che non è così tanto diversa da quella di oggi, si critica eccetera, ma siamo al governo, bisogna fare squadra, bisogna far girare quella ruota, siamo soltanto un ingranaggio, ma un ingranaggio che può aggiustare pian piano il movimento della ruota. Bisogna lavorarci giorno dopo giorno, ma poi i risultati arrivano. Così come arriva la prossima puntata del Semivarin. Questo vuole la canzoncina. È Pasquale, l'avrai e te la invio subito, assolutamente. Prima ancora di inviarla a te,
Ve la rifaccio risentire, mi deve uscire dalle orecchie questa canzoncina per il sì al referendum, perché da dopodomani, secondo Repubblica, potrebbe arrivare il pezzo sanremese di Sal Da Vinci per il sì al referendum e io sono disperato. Per il momento non posso che ringraziare Francesco in regia, tutti voi per la pazienza, ce lo abbiamo sempre duro almeno politicamente, soprattutto ascoltando questa canzone, quella del sì al referendum. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo